Siamo a Giavara del Montello, in provincia di Treviso. Questa alle mie spalle è una cava di ghiaia che è risultato dall'unificazione di due progetti precedentemente autorizzati per coltivare il giacimento in modo coordinato. E i lavori si svolgono a fossa, viene prima scoperchiato e asportato il terreno vegetale che viene accumulato normalmente ai fianchi della cava per poi essere utilizzato una volta completata l'estrazione per la ricomposizione ambientale. Viene steso sul fondo e anche sulle scarpate per recuperare il sito all'uso agricolo preesistente. Questa cava di ghiaia è una delle 544 ad oggi presenti in Veneto. Sono siti importanti per l'economia della regione perché complessivamente il valore del materiale estratto si aggira intorno ai 110 milioni di euro l'anno. A fare la parte del leone è proprio la ghiaia, che da sola genera un fatturato di circa 60 milioni di euro. I materiali principalmente scavati sono la ghiaia, i calcari per costruzioni e per industria e le pietre ornamentali, anche dette marmo. La ghiaia si trova principalmente nella pianura, nella pedemontana, dove i grandi fiumi nei corsi dei millenni hanno portato giù il materiale dalle montagne, mentre gli altri materiali si trovano nella parte più montana. In particolare il marmo si trova soprattutto nella zona di Asiago e nella zona della Lessinia. Cave come questa, situata ai piedi del Montello, dimostrano come sia possibile conciliare l'attività estrattiva, nota in passato per aver deturpato più di un angolo di territorio veneto, con le più moderne tecniche di ricomposizione ambientale. Se il lavoro di ricomposizione viene eseguito correttamente, diventa pressoché impossibile distinguere ad occhio nudo le aree che sono state oggetto di scavo. Abbiamo le varie fasi di lavorazione in contemporanea perché la cava è datata, è autorizzata l'ultimo progetto del 2004, però la cava è in atto ancora dagli anni 90 e abbiamo le zone dove vediamo in fondo dove già è stata effettuata la scopertura, ci sono gli accumuli del terreno vegetale in superficie, sui bordi della cava, abbiamo le zone in fase di estrazione dove si vedono le varie gradonature alle mie spalle e abbiamo tutta quella scarpata a circa 25 gradi che è sistemata, messa in sicurezza provvisoriamente per poi essere intaccata dalle escavazioni negli anni prossimi che arriveranno fino laggiù in fondo per tutta la parte del giacimento ancora da estrarre. Abbiamo le zone in fase di ricomposizione dove vediamo il terreno vegetale che viene accumulato, il limo ai piedi di questa scarpata, alcune zone dove il riverdimento è in corso di esecuzione. Dall'altra parte della cava ci sono le zone già ricomposte, gli alberi sono anche già cresciuti, il fondo cava che vediamo in quel settore lì è già stato ricomposto per circa un terzo, riportando il limo e poi il terreno vegetale. Al centro della cava vediamo l'impianto dove poi viene lavorato il materiale, frantumato e selezionato, lavato. Posto che il settore non fa riferimento ad una normativa nazionale ma bensì regionale, di recente la Regione Veneto ha avviato un processo di aggiornamento della vecchia legge che risale al 1982. La nuova legge attualmente in esame al Consiglio regionale da un lato cerca di semplificare e chiarire le procedure per l'autorizzazione di cava, dall'altro rafforza gli strumenti di controllo e di tutela dell'ambiente. Oltre al divieto di utilizzare una cava esaurita per farne una discarica, si prevede ad esempio anche una forte limitazione alla concessione di proroghe, in modo da contenere sensibilmente la durata dell'attività di cava. Si è prestata molta attenzione all'ambiente, cercando di intervenire su quei punti in cui l'esperienza ci avevano detto esserci dei problemi. In particolare con la legge si è di molto contratta la possibilità di avere proroghe delle cave. Le cave molto spesso durano per decenni, ci sono cave aperte ancora da 40 anni e questa è una cosa che si vuole cercare di evitare, cercare quindi di far sì che le cave abbiano una durata più breve. Si è poi intervenuti anche cercando di migliorare e più qualificare gli aspetti della ricomposizione ambientale. Alla fine della vita di una cava il sito non deve essere lasciato così abbandonato, come purtroppo talvolta è successo, ma deve essere ricomposto secondo un progetto moderno e ambientalmente compatibile. Già approvato dalla Giunta regionale invece il nuovo piano cave, chiamato anche PRAC, un piano che si riferisce soprattutto alle cave di ghiaia, ma anche a quelle di detrito e di calcare per costruzioni, ovvero i tre tipi di materiali più usati dal settore edilizio. Data la crisi del comparto e l'esigenza di tutelare il più possibile il paesaggio, sono stati rivisti i quantitativi di materiale da scavare, fissando per i prossimi 10 anni il limite di scavo a 36 milioni di metri cubi di ghiaia, 3 milioni di detrito e 2 milioni di calcari
materiali per costruzioni. Si è tenuto conto delle attuali tendenze in riduzione purtroppo dell'economia regionale e mondiale nel suo complesso e anche della tendenza a un minor consumo del territorio con l'edilizia. Quindi si sono molto compressi e ridotte le previsioni dei consumi di materiale. Rispetto a un precedente piano fatto nel 2008, le attuali previsioni sono ridotte ad 1/3 e anche rispetto alle attuali escavazioni le previsioni sono ulteriormente ridotte del 65%. Meno consumo di territorio dunque per favorire il riciclo dei materiali edili dismessi. Si è anche privilegiato il riutilizzo dei materiali provenienti dalle demolizioni, perché questi non vadano in discarica a occupare territorio, ma invece vengano utilizzati per fare nuove costruzioni, e si è anche privilegiato e tenuto conto dei possibili approvvigionamenti di materiali dalle grandi opere di difesa idraulica che la Regione sta per avviare.